Allora, direttore, stavamo dicendo il dispositivo del distacco dei lavoratori previsto dalla legge 276 del 2003. Cosa prevede questo dispositivo del distacco e perché qui è nato un piccolo, questo problema di infiltrazione, chiamiamolo così? Ma la legge appunto del 2003 ha normato la possibilità da parte di una impresa di affittare delle squadre di operai ad un'altra impresa per svolgere lavori particolari che implicano delle professionalità particolari e per dei tempi determinati. Allora, questo tipo di dispositivo è stato utilizzato, l'abbiamo notato insomma in questi ultimi anni, è stato utilizzato in qualche modo distorcendolo, e cioè ad esempio affittando sì queste squadre di operai, ma per tutta la durata dell'opera e non certo per lavori particolari, e le imprese che affittava questi operai venivano create ad hoc, cioè nascevano proprio solo per fare questo. Cioè ci troviamo di fronte a un fenomeno di somministrazione illegale di manodopera. Ma a parte la questione, diciamo così, giuridica, la questione è proprio che noi abbiamo di fronte la possibilità da parte di ditte imprese di area mafiosa di partecipare a appalti attraverso questo dispositivo, cioè dislocando squadre di operai e fornendo un servizio molto utile alle imprese che vincono l'appalto. E peraltro l'abbiamo visto nell'ultima inchiesta anche con tutto un corollario molto importante dal punto di vista economico che riguarda le frodi fiscali, cioè l'elusione dell'IVA attraverso la retrocessione e tutto un meccanismo che poi alla fine dava la possibilità di sedimentare degli ingenti quantitativi di denaro in nero. Tutta questa tipo di dinamica ci fa venire alla luce il fatto che noi abbiamo di fronte la possibilità da parte di imprese mafiose di partecipare ai grandi lavori attraverso questo meccanismo che elude i controlli antimafia sulle imprese. La possibilità da parte delle imprese, tra virgolette, sane di partecipare a degli appalti in maniera come dire, essendo concorrenziali ma sulla base dello sfruttamento della manodopera e di meccanismi assolutamente illegali e lo sfruttamento dei lavoratori, quindi un meccanismo che va assolutamente preso in esame. Noi diciamo, allora, quando tutte le istituzioni giustamente dicono bisogna fare la lotta alla mafia, benissimo, però bisognerebbe cominciare, visto che si tratta di un fenomeno non di ieri, e si tratta di un fenomeno non prettamente legale, ma un fenomeno sociale ed economico importante, di cominciare ad individuare quali sono le priorità e quali sono gli strumenti e i settori su cui si vuole intervenire. Allora noi diciamo, siccome questa questione del distacco l'abbiamo visto più volte all'opera, allora vediamo come le istituzioni proposte possono cominciare ad affrontare di petto questa questione qui, come strumento di lotta alla mafia, ma anche come strumento di giustizia sociale, di lotta allo sfruttamento. E allora noi abbiamo anche fatto una serie di proposte molto concrete. Ad esempio, qui in Veneto siamo di fronte ad alcuni cantieri importanti, penso alla Pedemontana, eventi importanti che richiameranno di cui sono già all'opera o che richiameranno, come la Pedemontana, come la TAV e poi le Olimpiadi di Milano Cortina e quant'altro, anche perché per fortuna sono in arrivo tutta una serie di finanziamenti e quindi di opere pubbliche. Mettiamo sott'occhio questo tipo di dispositivo perché abbiamo visto che su questo c'è un problema, perché evidentemente è come dire una piccola fessura da cui si aprono
si aprono un po' di cancelli. Assolutamente, ci sono due messaggi che sono arrivati. L'ultimo vediamolo insieme, l'altro appunto diceva appunto del web, che la mafia si muove anche sul web. La mafia non ha più territorialità, viaggia sul web perché gli appalti e bandi si vincono su piattaforme digitali. E poi parlava appunto sempre del discorso della finanza, anche la finanza che, vediamo se c'è il messaggio, la mafia del 2020 è digitale e nel mondo della finanza, non credete? Cosa risponde a questi due messaggi? Dunque, allora, io parlo delle cose che ho visto, delle cose che abbiamo studiato e quindi dei gruppi che sono operativi in Veneto, cui insomma in qualche modo sono emersi e siamo riusciti ad analizzare. Noi abbiamo una situazione, appunto, da un osservatorio molto particolare, poi per carità ci saranno persone che avranno altri sguardi, però in realtà la mia impressione è che i gruppi mafiosi e le imprese mafiose, gli imprenditori mafiosi insistano in settori abbastanza tradizionali e abbastanza maturi dell'economia, cioè noi parliamo dell'edilizia, noi parliamo del commercio, noi parliamo della logistica, cioè noi parliamo di settori in un qualche modo non particolarmente innovativi. Dopodiché, certo, i bandi si trovano su internet, le organizzazioni mafiose hanno consulenti o del sud o veneti, eccetera, eccetera, che li aiutano in un qualche modo ad accedere a diverse risorse. L'internazionalizzazione delle mafie è un fenomeno che è molto conosciuto e tra l'altro la posizione del Veneto è una posizione interessante perché in un qualche modo la possibilità da qui ad andare nell'est Europa o in Germania, eccetera, eccetera, è evidentemente una situazione, una dinamica economica che è nei fatti, come sanno tutti gli imprenditori, cioè non si lavora più all'interno dei confini nazionali, e così anche i mafiosi. Però io non accentuerei questa visione di un'evoluzione tecnologica e di innovazione delle mafie, perché alla fine, per mia esperienza, io le ho trovate sempre lì, un po' in settori molto maturi, movimento terra, edilizia, logistica e quant'altro. Comunque adesso voi diventano fattori un po' macroscopici e quindi sono anche di più facile intercettazione, immagino, perché magari il resto diventa, forse senza dubbio c'è, ma ancora non è emerso nella sua evidenza. Sì, probabile. Teniamo anche presente che il settore dell'edilizia, a parte l'ultimissimo boom dato in qualche modo dagli aiuti statali e quant'altro, ha sofferto anni di crisi molto profonda, cioè dal 2008 al 2009, dopo un boom in cui c'erano dei margini molto elevati ed era un settore su cui si sono buttati a capofitto in molti e si sono un po' trovati intrappolati dalla crisi. Ecco che è stato un settore in cui la domanda di illegalità è stata molto forte, perché è stata percepita per molti operatori del settore, non voglio assolutamente generalizzare, certo, per carità del Signore, però una fetta abbastanza significativa di operatori del settore hanno visto nello strumento dell'evasione fiscale, dell'evasione contributiva e quant'altro la possibilità di arrivare al domani, insomma. Chiaro. Di sfangare la giornata. Assolutamente. Quindi ambiti adesso molto di attenzionamento sono sostanzialmente questi di movimento di insomma, di blocchi di lavoratori per commesse significative, commesse importanti in virtù di o eventi, abbiamo visto le Olimpiadi, oppure grandi opere che possono essere realizzate. E a questo però è difficile anche porre una regolamentazione, un controllo di un certo tipo, perché poi si tratta anche di un fatto che mancano lavoratori, quindi a monte di tutto questo c'è il problema che le aziende hanno fame di lavoratori, a meno che non si blocchi di nuovo tutta l'economia, causa prezzi troppo alti, materie prime che spariscono e quant'altro, facciamo i dovuti scongiuri, speriamo che sia una parentesi che si chiude, però se le cose dovessero continuare come avevano dato avvio poco fa, manca la manodopera. Sì, vabbè, poi certo,
E su questo poi si aprono discorsi molto lunghi su come è stato trattato il lavoro manuale in Italia, su come è riconosciuto sia economicamente che socialmente, quindi su dei danni che sono stati fatti negli anni da questo punto di vista, ma diciamo che in parte esula dalla nostra discussione. Ecco, voi ritenete che sia necessario approntare delle misure per contrastare, l'ha detto chiaramente. A chi vi rivolgete? Beh, chi vi ascolta? Beh, io sono fiducioso che ci ascoltino. Noi abbiamo fatto, per carità, delle proposte che possono essere migliorate e siamo disponibili a discuterle, però ad esempio l'idea che l'Ispettorato del Lavoro possa fare delle campagne di monitoraggio nei grandi cantieri e arrivare così ad esempio alla quantificazione dell'utilizzo del dispositivo del distacco, questo già sarebbe una cosa interessante. Quindi attivare la regione perché si faccia portavoce di questo. Esatto. Poi anche ci sono allo studio dei protocolli di legalità, che sono degli strumenti che possono funzionare, che possono avere la loro utilità, l'abbiamo visto in diverse occasioni, però all'interno di questi protocolli prevedere dei dispositivi ad hoc sulla questione del distacco lavorativo, ad esempio il protocollo per le Olimpiadi di Milano Cortina. Certo, quindi la comunicazione alle prefetture dell'esistenza di contratti di distacco, e l'ultimo promuovere la sensibilizzazione per le pubbliche amministrazioni e le società partecipate, perché mette in atto gli strumenti per il controllo corretto utilizzo del distacco del lavoro. Questa è l'altra dei propri committenti e fornitori. E questo è importantissimo. Io la ringrazio, direttore, è stato molto chiaro e anche gentile a partecipare a questo approfondimento, averci reso partecipe di queste problematiche sociali, economiche e non soltanto, e speriamo di avere presto ancora l'opportunità di parlarne, e voi cari telespettatori la puntata la rivedete in replica nel nostro sito. Siamo giunti al termine, buon proseguimento, buona giornata, ci rivediamo domani, buon lavoro a lei. Grazie, arrivederci, grazie a voi.